TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Oggi è una giornata importante perché si stanno effettuando le prove per l'innalzamento delle 78 dighe del Mose, quindi Venezia è letteralmente blindata. Si sta facendo questo test per appunto cercare di capire il funzionamento delle famose dighe che dovranno impedire all'acqua di travolgere la città di Venezia, quindi è una giornata decisamente importante per la laguna, ma non solo, perché si tratta di una delle più importanti infrastrutture a livello nazionale. Infatti presente sul posto, presente a Venezia, presente in laguna anche lo stesso Premier Conte, e allora subito sentiamolo al nostro microfono. Dalla regia mi dicono che non è ancora arrivata l'intervista, comunque abbiamo i colleghi che stanno seguendo gli importanti lavori di test su queste 78 dighe dell'infrastruttura del Mose, lo storico Mose, e restiamo allora al momento a Venezia, poi in attesa proprio di riuscire a collegarci con i nostri colleghi, nello specifico con Ilaria Marchiori, che appunto sta seguendo quanto sta accadendo a Venezia. Ricordiamo una Venezia blindata per la mattinata di sicuro, forse anche per l'intera giornata. Restiamo a Venezia perché a Venezia ci sarà un assente, ci saranno i festeggiamenti del Redentore che sono appunto stati annullati, quindi un grande assente non solo per la città di Venezia, ma per i tantissimi turisti che ogni anno puntualmente nell'occasione della festa del Redentore si recavano nel capoluogo lagunare. Tutto era pronto, ma poi l'esplosione degli ultimi focolai hanno fatto tornare troppo alto il rischio dei contagi. Così per quest'anno non ci saranno i fuochi d'artificio ad illuminare Venezia nella notte famosissima del Redentore, sabato 18 luglio. Questa è una festa che mi appartiene, cioè io la sento proprio quasi come mia personale, perché ho un rapporto con questa festa praticamente di tutta la mia vita. Qui conosco bene tutto, oltre ai lancioni ci sono tutto qua, c'è proprio il cuore delle persone che evidentemente su una serata del genere è evidente che hanno voglia e bisogno di... Per cui chiedo veramente scusa a tutti quanti, però non me la sento. Io sono il primo ufficiale sanitario. L'annuncio del sindaco Brugnaro in mattinata a Cafarsetti in una conferenza stampa convocata d'urgenza con Fabrizio Doria, direttore degli eventi di Vera, braccio operativo del comune per gli eventi a Venezia. Ho sempre fatto dell'onestà e della rettitudine la mia convinzione e non posso venire appunto soltanto perché ho il grande desiderio di uscire da questa crisi, però le condizioni, io sono stato su tutta la notte, ci ho pensato, ripensato, non si può mettere neanche un briciolo. Io voglio che arrivi un messaggio da questo punto di vista, almeno questo, che Venezia appunto è stata, è sicura e sarà sempre sicura, cioè finché ci sono io non sarà mai messo nessuno a rischio, e questo è un tema di coscienza. Un ringraziamento del primo cittadino comunque a tutti coloro che hanno lavorato per questo evento. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto di tutto per poter far partire questa macchina, però proprio in coscienza questa cosa non si può fare, perché anche se fosse solo un briciolo avremo una ricaduta anche negativa per la città, che invece è la città che in questo momento, lo diciamo perché è vero, sta ripartendo meglio rispetto a tutte le città italiane. Abbiamo dei numeri che ci confortano sugli alberghi, non possiamo assolutamente mettere a repentaglio questo, solo perché vogliamo fare magari un'accelerazione. Resta nel nostro cuore. Rimangono confermati invece l'apertura del ponte votivo da giovedì 16, la messa pontificale del patriarca Moraia in Basilica domenica sera alle 19, con il consueto contingentamento e la diretta della nostra emittente. Si diceva una Venezia blindata questa mattina per il test sulle 78 dighe del Mose. È stato fissato un punto di osservazione, possiamo definirlo così, dove è presente lo stesso Premier Giuseppe Conte. Siamo riusciti ad avvicinare al nostro microfono, allora sentiamo. Oggi c'è un'ampia delegazione del governo con me, che mi accompagna, ci sono le ministre De Micheli che abbiamo appena sentito, la ministra Lamorgese, c'è il ministro D'Inca. C'è anche un'ampia delegazione di sottosegretari, Martella, Baretta, vedo anche Variati, e ovviamente abbiamo la giusta delegazione dei rappresentanti anche del governo del territorio, il presidente Zaia, il sindaco Brugnaro, saluto anche il prefetto Zappalorto e la commissaria Spitz
e anche il provveditore Zinconi, che abbiamo sentito entrambe prima, ci hanno introdotto a questa cerimonia. Questa non è una cerimonia di inaugurazione, quindi lo chiariamo. Noi siamo qui per un test, quindi non siamo per una passerella, siamo per un test che il governo, come ha già fatto, è stato ricordato in precedenza, vuole toccare con mano e verificare l'andamento dei lavori. Oggi c'è questo test con cui vedremo insieme l'innalzamento delle 78 paratoie e la chiusura contemporanea di tutte le bocche di porto. Abbiamo quindi una poderosa opera che attende da anni il completamento, una barriera che si estende per 1,6 km e che è nata già da tante polemiche per un obiettivo concreto, non un obiettivo immaginifico, per quanto visionario potesse essere quando è stata progettata, salvaguardare Venezia dall'acqua alta. È per questo che quando siamo venuti qui, in occasione, purtroppo un'occasione non piacevole, è stato il 12 novembre, acqua alta, acqua grande come dico qui a Venezia. Dopo qualche ora eravamo qui con la ministra De Micheli in particolare per verificare con mano i danni, la paura, l'angoscia, la devastazione che ha portato quell'acqua alta. Ci è stato detto la seconda, dopo quella storica, sino a 187 centimetri. E abbiamo quindi toccato con mano, dicevo, la sofferenza di questa città. Ci siamo fatti una promessa: questo posto va completato e dobbiamo fare in modo che non abbiamo altri strumenti, che il prossimo autunno inverno ci sia uno strumento di salvaguardia. Oggi quindi noi siamo qui augurandoci che questo strumento quest'opera possa funzionare e possa rispondere all'obiettivo per cui è stata progettata. Il nostro è un approccio molto laico, molto pragmatico. È stato anche ricordato, questa è un'opera che ha attirato su di sé tantissime critiche, dibattiti. È stata è un'opera su cui si sono addensati chiari episodi di corruzione e di malaffare che ne hanno anche compromesso il completamento. Episodi assolutamente deprecabili. Noi non dobbiamo dimenticare nulla, è la storia. Però vedete, il provveditore Zinconi ha fatto una citazione colta, ha evocato Hegel, la dialettica hegeliana. Ecco, io direi, adesso dobbiamo concentrarci su quel terzo polo della struttura dialettica, l'Aufhebung, il superamento di tutto, delle tesi e delle antitesi, delle premesse buone e delle critiche. Oggi qui io non lo trascuro affatto, ci sono dei movimenti di protesta, la mia sicurezza era preoccupata, mi sollecitava: Presidente, ci saranno, andiamo. È giusto che si abbia una visione articolata e dialettica, però oggi io dico anche a chi sta protestando e a tutti quei cittadini intellettuali che hanno grandi perplessità su quest'opera: concentriamoci sull'obiettivo, dobbiamo augurarci tutti che funzioni. Noi non abbiamo progettato quest'opera, siamo arrivati all'ultimo miglio. Una politica responsabile di fronte all'ultimo miglio, di fronte ai miliardi, più di 5 sono stati ricordati che sono stati spesi, si assume la sua responsabilità, le proprie responsabilità, e decide che con un ulteriore sforzo finanziario quell'opera si completa e ci si augura che funzioni. E noi ci stiamo augurando adesso, siamo tutti in trepidante attesa. Speriamo che possa quindi realizzare questa sua funzione. Ovviamente l'opera andrà completata, ci saranno tutti i collaudi poi formali, ci saranno tutte le opere connesse, la completeremo nel 2021, però lo posso dire, noi abbiamo anticipato anche i tempi.
Se questo funzionamento, diciamo, risponderà alle nostre aspettative, noi il prossimo autunno, il prossimo inverno avremo quello che avevamo promesso, anche in anticipo rispetto al 2021, quando siamo venuti qui il 12 novembre e abbiamo assunto questo solenne impegno. Dobbiamo evitare che si ripetano quelle scene che noi abbiamo visto, perché non bastano poi risorse finanziarie. Mi fa piacere che il sindaco Brugnaro l'abbia ricordato, abbiamo anche lì mantenuto fede alle promesse, credo all'incirca 106 milioni, più adesso stanno arrivando anche cospicue risorse finanziarie dall'Unione Europea, dalle istituzioni già deliberate europee, ma non è in quel modo, non è intervenendo diciamo, in sede di riparazione, in sede risarcitoria che si possono risolvere i problemi. Dobbiamo veramente evitare l'acqua alta, perché l'acqua alta distrugge la vita sociale, economica e il tessuto produttivo e mette a grave rischio. Io ricordo l'acqua alta nella Basilica, veramente rischia di rovinare, deturpare questo meraviglioso patrimonio artistico, architettonico, storico. E noi dobbiamo quindi proseguire in questa direzione. Come governo ci impegniamo a proseguire in questa direzione. Avremo sempre una chiara consapevolezza della complessità degli interessi in gioco, è il nostro compito. Avremo sempre una chiara consapevolezza delle varie implicazioni di ordine tecnico, tecnologico, sociale, economico, culturale, ma poi noi le decisioni le prendiamo. E fra qualche giorno, anticipo, saremo anche a Genova. Lì sarà una inaugurazione del Ponte Morandi. Oggi ci stiamo in questi giorni sorprendendo per un fatto, perché noi abbiamo realizzato un ponte con una tale rapidità che addirittura non è ancora completata la procedura diretta, che terminerà in questi giorni. Quindi pensate un poco, stiamo invertendo addirittura la nostra capacità di progettare e realizzare. Stiamo realizzando un ponte che anche in quel caso poi è un gioiello dell'architettura, dell'ingegneria che ci ammirerà tutto il mondo, e lo stiamo facendo in tempi assolutamente rapidi, inusitati per questo nostro paese. E addirittura vorrei anche sottolineare che stiamo andando a quella inaugurazione e oggi qui facciamo questo test in anticipo, quindi sui tempi previsti, lo stiamo facendo nonostante l'emergenza. E qui dobbiamo doverosamente ringraziare tutte le donne, gli uomini, le maestranze, le squadre di operai, i tecnici, gli informatici, ingegneri, architetti che hanno lavorato, come è stato ricordato anche durante questo periodo, e che ci consentono oggi di preparare questo test per mettere in sicurezza la vita qui a Venezia e la città di Venezia. Dobbiamo quindi continuare a lavorare per prevenire i fenomeni avversi, per mettere in sicurezza tutto il nostro paese, per contrastare il dissesto idrogeologico. La sicurezza e la bellezza del paese sono due valori fondamentali che la mano pubblica e l'intervento pubblico deve fare di tutto per tutelare, tanto più in luoghi come questo, Venezia, così ricchi di tradizione storica e culturale. Completo questo breve intervento con una citazione. Iosif Brodsky, il poeta, non cito una sua poesia, ma la parte, qualche frase da un saggio, Fondamenta degli incurabili, diceva che Venezia è la città dell'occhio, riassumo. In questa città si può versare una lacrima in diverse occasioni, posto che la bellezza sia una particolare distribuzione della luce, quella più congeniale alla retina, una lacrima è il modo in cui la retina ammette la propria incapacità di trattenere la bellezza. Ecco, il nostro compito è di lavorare dal punto di vista pratico. Adesso ci dedicheremo alla struttura, ovviamente, che dovrà coordinare tutti i lavori, in cui parteciperanno tutti gli stakeholders, gli enti locali, perché c'è da lavorare adesso alla manutenzione e al finanziamento di quest'opera, non ci distraiamo dai problemi pratici, e anzi vogliamo che già questo intervento, questo strumento possa trovare collocazione in sede di conversione del decreto di semplificazione. Dobbiamo affrettarci.
non dobbiamo farci trovare impreparati. Però ecco, ritornando alla bellezza e alle lacrime cui accenna Brodsky, il nostro compito è far sì che in futuro le lacrime a Venezia non scendano più per le conseguenze della furia dell'acqua, ma che possano continuare a scendere soltanto per l'incapacità dei nostri occhi di percepire e trattenere la bellezza, questa meraviglia che è questa città. Grazie. Questo dunque è l'intervento del Premier Conte, presente questa mattina al test per l'innalzamento delle 78 paratie che costituiscono le dighe, che costituiscono il Mose. Ricordiamo presenti anche le due ministre, la Morgese e De Micheli, e il ministro D'Inca, oltre il governatore Zaia e il sindaco Brugnaro. Ma vedremo le interviste a Zaia, a Brugnaro e ai vari ospiti dopo la pausa. Eccoci in studio, abbiamo sentito prima della pausa l'intervento del Premier Conte che si trova a Venezia in occasione del test sulle 78 paratie del Mose, una giornata decisamente importante perché finalmente si comincia a vedere funzionante una delle più grandi opere, tra l'altro un'opera che si può definire storica per Venezia, per l'Italia e per l'Italia intera, e presente anche sul posto ovviamente il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Un colloquio riservato o privato. Credo che siate in grado di comprendere che insieme a questa accelerazione che abbiamo dato al Mose si possa accelerare, l'uscita, finalmente come si dice, la firma di questo protocollo fanghi, che ci serve come il pane per poter scavare i canali portuali, ci serve come il pane per togliere la sabbia di alcune motte che ci sono qui fuori, che quelle che poi consentono alle mareggiate di riempire i cassoni. Ma io sono disponibile anche successivamente con i tecnici che vedete voi, vi dico quello che so. Abbiamo fatto questa cabina informativa, il signor prefetto l'ha seguita benissimo, proprio per dare alla città quelle informazioni che erano necessarie. Abbiamo continuato a spiegare come funziona, ormai un po' direi che quest'opera è meno misteriosa. Per cui ancora una volta ringrazio il Presidente Zaia di essere qua, perché comunque un rapporto sano tra Regione, Comune, ma Stato soprattutto, secondo me potrebbe essere l'occasione, un po' il Covid, un po' questa voglia di finire le opere, dare un'immagine dell'Italia migliore, forse daremo anche un senso ai cittadini che le istituzioni ci sono. Grazie ancora di essere qua. Non si può non definire una giornata storica per Venezia, per la città di Venezia, sapendo che appunto quest'opera servirà assolutamente per evitare quanto accaduto negli ultimi anni, negli ultimi mesi anche, l'acqua alta che ha non soltanto ha allagato la città, ma ha letteralmente messo in ginocchio tantissime attività, alcune delle quali sono state costrette a chiudere. Di conseguenza è tutto un passaggio che si sta davvero portando a un risultato importantissimo anche dal punto di vista economico per la città di Venezia. E tra l'altro facciamo un salto, parliamo sempre di grandi opere e grandi lavori e ci occupiamo della situazione Veneto Strade. Asfaltature in corso sulla nuova strada del Santo, la regionale 308 in comune di Loreggia nel Padovano. Uomini e mezzi sono al lavoro in questi giorni di luglio per garantire la massima sicurezza in uno dei tratti più trafficati della viabilità provinciale. Restringimenti di carreggiata sono quindi previsti fino al 31 di luglio e ovviamente si consiglia la massima prudenza. Ma sono settimane di intenso lavoro su tutta la rete viaria gestita da Veneto Strade, dove la sistemazione del manto stradale, tra le opere più richieste dagli automobilisti, è una delle priorità accanto alla manutenzione ordinaria dei tratti, soprattutto nelle strade verso il mare e la montagna, dove il traffico è particolarmente intenso nei weekend, fenomeno amplificato in questo inizio estate 2020 dall'incremento dei flussi interni nell'era post-Covid. Anche per questo, per avere un'informazione puntuale, Veneto Strade segnala che sul proprio sito www.venetostrade.it è possibile ascoltare in qualsiasi momento ed in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla viabilità nei tratti di competenza. Un'apposita sezione è dedicata alle strade della provincia di Belluno, alla voce Info Belluno Comunicati.
dal Comelico alla Gordino, passando per Alpago, Zoldano, Feltrino, Cadore, tutti i cantieri e le eventuali limitazioni al traffico per vivere la montagna in piena sicurezza e senza sorprese. E vediamo intanto, è arrivato il report anche da Azienda Zero per vedere le variazioni che ci sono state in merito ai nuovi casi positivi, che dalle 17 di ieri ad oggi sono 5 in più, un totale di 19.369 tamponi positivi. In isolamento domiciliare sono 1.224. Andiamo a vedere la situazione all'interno delle strutture ospedaliere e dati buoni, dati positivi, perché questo -4 che riguarda l'area non critica, quindi 4 persone in meno ricoverate in area non critica, 139 il totale. Nessuna novità per quanto riguarda le terapie intensive, quindi 0 nuovi casi in terapia intensiva, restano 9, di cui 3 positivi, 6 negativizzati, e per fortuna 0 anche le persone che hanno perso la vita, 1435 in totale dal 21 febbraio ad oggi, quando appunto è iniziata l'emergenza. Sono le persone che hanno perso la vita ad oggi, quindi questo 0, insomma, dati che fanno ben sperare. Adesso dovremmo avere collegata invece via Skype la collega Gabriella Basso. Gabriella, a Vicenza che aria si respira oggi? Buongiorno Vanessa e buongiorno ai telespettatori qui da Vicenza. Sono in corso Palladio, dove poco lontano in Piazza dei Signori è terminata la conferenza stampa della candidata presidente della Regione Veneto Daniela Sbrollini, dove ha lanciato qui a Vicenza e nella sua città natale quello che è lo slogan di questa campagna elettorale, ovvero autonomi, coraggiosi, veneti. Daniela Sbrollini presidente. Questa è in questo momento lo slogan della campagna elettorale, per riproposti ovviamente quelli che sono i temi di Italia dei Valori e Partito Socialista, perché sono questi i due partiti che la sostengono, anche se è stato annunciato che ci saranno diverse liste civiche che sosterranno la Sbrollini nella campagna elettorale, nella corsa alla presidenza della Regione Veneto. Parleremo nel corso del telegiornale di questa sera anche di contrasto alla lotta al spaccio di sostanze stupefacenti, dopo ieri a Valdagno la scoperta di una serra in piena, siamo proprio in corso Palladio, come potete vedere passano anche delle macchine, pur essendo zona a traffico limitato. Dicevamo, parleremo anche di contrasto alla lotta contro lo spaccio, dopo Valdagno con la serra nell'armadio, anche a Torre di Quartesolo, in questo caso sempre i carabinieri hanno trovato un giovane 18enne che si dilettava appunto nella coltivazione, in questo caso di canapa indiana e non di marijuana. Parleremo anche di Pedemontana, perché vi ricordate c'è stato a Bassano un incontro con l'assessore regionale De Berti proprio sulla costituzione di tavoli tecnici su determinate situazioni particolari tipo Malo e Montecchio, che sono i punti critici della Pedemontana. Ci sono delle soluzioni, degli sblocchi che consentono una riduzione dei tempi per quelli che sono alcune complenarie e svincoli. Parleremo anche ovviamente di scuola, perché c'è stato un sopralluogo in una scuola, un istituto superiore di Canova, e magari sarà l'occasione per fare il punto anche delle scuole superiori. Questi e moltissimi altri temi ovviamente all'interno del telegiornale della redazione di Vicenza di questa sera, ma Vanessa, se hai domande io sono qua, posso rispondere, dimmi pure. Allora la questione legata all'imprenditore di Sossano, che appunto capire un attimino se si hanno novità soprattutto sulle sue condizioni, perché dopo il tuo intervento andremo a sentire proprio nello specifico la voce del primario Manfrin che avete raccolto all'ospedale di Vicenza. Si hanno novità per quanto riguarda le sue condizioni? Guarda, allora le sue condizioni rimangono gravemente stabili, nel senso che comunque rimane intubato, ne avrà ancora per diverso tempo, perché ovviamente lui è arrivato in ospedale che stava già molto male, certo. Quindi non c'è stata la possibilità, è passato dalla subintensiva direttamente poi alla terapia intensiva in rianimazione.
la situazione appunto è ancora complicata. Diciamo che invece migliora la situazione per quanto riguarda quelli che sono i soggetti che sono in isolamento, in quarantena diciamo fiduciaria. Molti sono i tamponi negativi, anzi quasi tutti. Il sindaco, l'ex sindaco di Albettone, avete sentito Gio Formaggio, che ha il tampone negativo, sembra, ma la notizia non è ancora confermata al 100%, ma anche il sindaco di Noventa Vicentina dovrebbe avere il tampone negativo. Insomma, la situazione del cosiddetto focolaio della Basso Vicentino sembra risolversi nella situazione proprio solo specifica dell'imprenditore di Sossano e degli altri imprenditori che erano in viaggio con lui. Certo è che soprattutto tra le persone è inevitabile che anche nella città di Vicenza stessa la cosa abbia un po' scombussolato e spaventato le persone. Ma guarda, allora c'è stato subito dopo il caso un'ondata di telefonate al SUEM per febbri, timori di febbri, per capire se era una febbre legata al Covid, se era una febbre, perché in questo periodo dell'anno, nonostante non si parli mai, c'è comunque l'influenza che gira in forma ovviamente lieve, perché non è l'influenza vera e propria invernale, per cui ci possono essere queste febbri estive. E fortunatamente appunto sono tutti casi di febbri normali e tutto quanto, però c'è stata un'ondata insomma di timori, di paura, quindi di telefonate al SUE per avere informazioni che sono state dirottate ovviamente al servizio di igiene pubblica per eventuali controlli. Ci sono ovviamente ancora situazioni, casi positivi, poi sentirete anche dal primario di malattie infettive Vinicio Manfrin che in realtà appunto bisogna stare assolutamente sempre accorti perché il virus c'è e la possibilità di contagiarsi rimane. Bene, allora grazie alla nostra Gabriella Basso per averci così dato un quadro, intanto anche delle notizie che andremo ad ascoltare nel telegiornale di questa sera. Grazie Gabriella. E andiamo invece a sentire proprio il primario Vinicio Manfrin di infettivologia all'ospedale di Vicenza. Ha avuto una forma di quelle che vedevamo a marzo, cioè con la polmonite estesa, l'insufficienza respiratoria, gli scambi brutti, la necessità di essere intubato, è ormai intubato da 8 giorni e non c'è prospettiva di tirarlo fuori dal tubo. Il caso dell'imprenditore di Sossano, ancora una volta se ce n'era bisogno, ci testimonia che il virus è vivo e vegeto e capace di forme estremamente aggressive. Il suo è un caso, ma non mancano i positivi, più o meno gravi. Abbiamo un po' di casi, non è l'unico, però sì, non abbiamo dei grossi focolai. È chiaro che però l'attenzione deve essere massima perché la possibilità che questo si verifichi c'è. Noi abbiamo quello che ci aspettavamo in questo periodo, bassa incidenza soprattutto a focolai, per cui sia noi ma anche la Spagna, Israele, la Francia, l'Inghilterra, abbiamo costantemente piccoli focolai che siamo in grado di gestire. Piccoli cluster gestibili come quello ad esempio di Valdagno, soggetti positivi che a vedere i dati parlano di persone straniere, persone che rientrano da viaggi. È vero che esistono dei paesi che hanno in questo momento un problema più rilevante del nostro, quindi chi viaggia o per turismo o perché rientra nel paese d'origine e poi rientra da noi ha la possibilità di infettarsi e portare a casa questo agente infettivo. Per chi rientra da paesi a rischio la profilassi è definita, quarantena e tampone prima di rientrare al lavoro, ma anche se andiamo in vacanza l'attenzione deve essere massima. Che la possibilità di contagiarsi è ancora una questione reale e quindi bisogna mettere in atto tutte quelle misure, compresa la mascherina che io do in questo momento e anche chi mi intervista, ma anche nei luoghi chiusi, nelle relazioni sociali, mantenere la distanza, tutte quelle che sono le buone norme che sono state date alla popolazione in generale. Buone norme che come sempre i medici continuano a ripeterlo anche lo stesso governatore Zaia. Restando a parlare di positività, Covid positivi, 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore solo in provincia di Padova. Il caso più eclatante è quello di un matrimonio che si è tenuto a Cittadella, il padre della sposa è risultato positivo e oltre un centinaio di persone si trovano adesso isolate.
Crescono i numeri delle persone in isolamento domiciliare dei casi positivi in provincia di Padova. Sono 75 le persone costrette a rimanere in casa. Nelle ultime 24 ore invece si sono registrati 6 contagi in tutta la provincia. Il dato peggiore dopo settimane, visto che in tutta la provincia di Padova il numero dei positivi era sceso a 30 e in pochi giorni è salito a 65. L'allarme è scattato dopo un matrimonio a Cittadella. Il padre della sposa, subito dopo la giornata di festa, ha accusato febbre e sintomi tipici del Covid ed è stato ricoverato. Tampone positivo. La coppia di sposi, secondo quanto riportato dal Gazzettino, è di origine congolese e ha dovuto avvisare tutti gli invitati dalla cerimonia, che tra le altre cose arrivavano non solo da Padova ma anche dal Trevigiano e da altre 4 regioni d'Italia: Friuli, Lombardia, Piemonte e Lazio, e pure dalla Francia. Tutti i 91 invitati al ricevimento sono stati contattati dalle varie USL di riferimento e sottoposti a tamponi. Si tratta di cittadini italiani e di persone originarie del Congo. Un amico della sposa residente nel Padovano è risultato positivo al tampone. Oltre al caso del matrimonio, questi sono i comuni che registrano contagi: Borgo Veneto, Cadoneghe, Candiana, Casalserugo, Codevigo, Noventa, Padovana, Rubano, Selvazzano e Tribano. Dal comune capoluogo Padova l'appello del sindaco Sergio Giordani, che nella giornata di giovedì ha incontrato i direttori generali dell'azienda ospedaliera e dell'USL 6. Ora siamo in una fase delicata in cui sono possibili focolai e casi isolati che vanno tempestivamente aggrediti e circoscritti, sottolinea il primo cittadino in una nota ufficiale di Palazzo Moroni. La collaborazione di tutte le istituzioni è decisiva per consolidare i risultati raggiunti in termini di contenimento del virus. La situazione è sotto controllo, ma senza la responsabilità di tutti rischiamo passi indietro che non ci possiamo permettere, chiude Giordani. Qualche minuto di pausa e ci troviamo subito dopo. Siamo nuovamente in diretta e dovremmo aver collegata da Venezia la nostra Ilaria Marchiori, che sta seguendo, eccola che la vediamo, sta seguendo da Venezia proprio quella che è una giornata storica per il Mose, perché è vero che non c'è ancora nessuna inaugurazione, ma c'è il test su queste 78 paratie e insomma un momento molto importante per la città e non solo. Ilaria. I nostri telespettatori tra l'altro hanno appena annunciato che il test è perfettamente riuscito. Vedete alle mie spalle si sono alzate queste paratoie. Qui ci troviamo dalla parte di San Nicolò, ci troviamo per chiarire bene in quella che è l'isola artificiale che è stata collocata proprio al centro della bocca di porto del Lido, e da cui in questo momento si vedono queste paratoie, ma poi c'è l'altro lato, quello per capirci di Punta Sabbioni. L'importante è proprio l'annuncio che è appena stato fatto, ovvero che questo test è perfettamente riuscito, e dunque è fondamentale, è una giornata proprio come dicevi tu storica, perché nonostante non si tratti di un'inaugurazione era comunque un test importantissimo, il cui esito fa ben sperare, soprattutto per quelle che sono per quello che sarà l'accelerazione del completamento dell'opera, che dovrà avvenire nel 2021, ma proprio questa mattina il Premier Conte ha detto che stanno lavorando più velocemente proprio per cercare di accorciare i tempi e finirla ancora prima della data prevista. Una giornata davvero importantissima, una giornata di grande soddisfazione e che finalmente potrà far sperare soprattutto i veneziani. Tra l'altro ricordiamo che questa attenzione importante da parte del governo si è intensificata dopo l'acqua granda dello scorso 12 novembre. È stato proprio da quel giorno, dalla visita del Premier Conte la sera stessa insieme al ministro De Micheli, che il governo si è preso l'impegno di intervenire immediatamente per cercare di accelerare i tempi di completamento dell'opera, e questa prova che è andata a buon fine
fine, questo test che è andato a buon fine, neanche la dimostrazione. Infatti lo stesso sindaco Brugnaro, che era presente all'accensione del sollevamento delle paratoie, ha voluto ringraziare il governo, ha detto per averci messo la faccia, perché chi ci mette la faccia non lo fa per gioco, ha detto il sindaco, ma proprio perché ci crede e perché comunque dimostra di esserci. Ricordiamo che qui c'era anche il presidente della regione Luca Zaia, abbiamo detto il premier Conte, il ministro De Micheli, il sindaco Brugnaro, il commissario Spitz e il provveditore Zincone, nonché altri sottosegretari. C'era il sottosegretario Baretta, il sottosegretario Martella, altre istituzioni proprio per essere qui presenti oggi per questo importante test di sollevamento di tutte le paratoie. Il presidente Zaia ha voluto poi lanciare un messaggio al governo, o meglio, più che un messaggio ha fatto proprio una richiesta precisa, ovvero di far tornare la competenza del magistrato alle acque, di far tornare il magistrato alle acque a Venezia sotto il comune, perché 9 giorni dopo lo scandalo Mose, quanto accaduto nel 2014, quella giugno 2014, 9 giorni dopo, ha evidenziato il governatore Zaia, il governo Renzi ha decretato la fine del magistrato alle acque. Ha detto: secondo me questa scelta è stata sbagliatissima, per cui da qui la richiesta di farlo tornare a Venezia e al comune, naturalmente richiesta appoggiata dal sindaco Luigi Brugnaro, che ovviamente ha anche tutti gli interessi di far tornare il magistrato alle acque qui, in modo che così si snellisca anche la burocrazia, che sappiamo in Italia non essere certo semplice. E infatti Dunque, altre domande, Vanessa, io restituisco la linea allo studio e vi lascio questa splendida immagine in questa giornata storica per il Mose. Bene, grazie allora alla nostra Ilaria Marchiori. Vedete le immagini del Mose, una giornata storica, si è detto in più occasioni, e ha citato a proposito il governatore Zaia. Allora andiamo a sentire proprio direttamente le parole del governatore Zaia, presente al momento del test su queste 78 dighe del Mose. Grazie di essere qui, Presidente Conte. Un saluto a lei e a tutti i ministri che l'accompagnano, il ministro De Micheli che è attiva, presente in Veneto. Spero che si possano realizzare anche gli ultimi grandi progetti con il Veneto, ma non solo. E il ministro Lamorgese, per me è veneta d'adozione, il ministro D'Inca e tutti i sottosegretari. Un saluto a tutti voi, ovviamente a tutti i presenti. Velocissimamente, ripercorrendo la storia, Presidente Conte, di quest'opera, non si possono che ricordare, direi, 4-5 date. L'alluvione del 66, il 4 novembre, con l'acqua alta, con l'acqua granda, l'idea del Mose che parte, o meglio di qualcosa che doveva proteggere la laguna, il 1973 che istituisce la legge speciale, e come dice bene il sindaco, noi vorremmo vedere rivitalizzata all'ennesima potenza, perché è lo strumento di governo di questo territorio. L'85 con la presentazione del primo progettone, di quello che oggi si chiama Mose, questa è stata l'evoluzione. L'85 con la firma del governo con il Consorzio Venezia Nuova, e quindi da lì si inizia. Nel 2003 il Presidente del Consiglio Berlusconi arriva per fare la posa della prima pietra. Perché ricordo queste date? Perché è la storia anche di una via crucis, no? Lo ricordava indirettamente anche il commissario Spitz prima, cioè Mose è costellato da un sacco di vicende. Partiamo da un presupposto che ci è stata presentata come un'opera unica, con i pregi e i difetti delle opere uniche, ma dopo aver investito 5 miliardi e mezzo sull'opera e qualche miliardo in più nel corredo dell'opera, noi diciamo che deve funzionare, perché abbiamo visto quest'anno a novembre, tu c'eri, anzi grazie, perché comunque ha garantito la presenza in un momento critico per il nostro Veneto, non solo per la città, quell'acqua alta ha devastato Venezia. Quindi io spero che funzioni. Abbiamo 78 barriere che grazie al lavoro del commissario oggi si alzano e torneranno in acqua, e staremo a vedere poi quale sarà la funzionalità. Ovvio è che oggi
in Veneto, e bisogna guardarci nelle palle degli occhi, Mose e l'inchiesta quel 4 giugno del 2014 con i 135 provvedimenti, dei quali 35 arrestati. Noi dobbiamo fare in modo che questa sia solo una parte della vicenda, perché oggi Mose sconta questa storia, la sconta fino in fondo, e anche gran parte di chi comunque rappresenta la sua scetticità lo dice perché ad oggi la storia ha solo queste pagine, non le pagine di una grande opera di ingegneria idraulica, di qualcosa che funziona, della messa a salvaguardia di Venezia. Quindi io dico che noi ci siamo, ci inquieta, o meglio ci preoccupa, la partita della gestione, perché la partita della gestione vale a 100 milioni di euro all'anno e non sono pochi, è una partita che dovremmo affrontare all'interno, io direi, ancora dei ragionamenti della legge speciale. E se lei, Presidente del Consiglio, volesse veramente fare un grande dono al Veneto, potrebbe rivedere una scelta infelice, improvvida del governo Renzi del 13 giugno del 2014, esattamente 13, 4, 6, esattamente 9 giorni dopo gli arresti del Mose. Il governo Renzi in quell'occasione, il 13 giugno, ha decretato la fine del magistrato alle acque, nato nel 1501 in questa Repubblica. Io direi che è ora di ripristinare questo ragionamento, di portarlo avanti e di dare la gestione al comune, perché penso che sia l'occasione migliore. Qualcuno dice vai, questa sì, qualche problema con l'invio del servizio dell'intervista. Vedremo se riusciremo a ripristinare, sentire ancora. Comunque avete capito che l'aveva già annunciato la collega Ilaria Marchiori poco fa nel suo collegamento in diretta, quindi la richiesta avanzata da Zaia direttamente a Conte di reistituire il magistrato alle acque, perché che appunto era stato tolto dal governo Renzi 9 giorni dopo lo scandalo Mose. Quindi ecco questa richiesta che è stata avanzata al Premier e lo stesso Brugnaro tra l'altro ha accolto in maniera decisamente positiva. E noi intanto vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, ma intanto noi continuiamo a parlare di grandi opere, perché non solo Mose, ma tra le grandi opere italiane c'è anche la Pedemontana. Il nostro viaggio attraverso i cantieri della Pedemontana parte da qui, dal casello di Breganze. È un casello che è attualmente in funzione. Gli automobilisti che entrano in superstrada da questo punto possono proseguire fino al casello di Malo oppure interconnettersi con l'autostrada A31. Come potete vedere, i cantieri sono aperti, gli operai sono al lavoro perché si prosegue per la costruzione, il completamento di questa grande infrastruttura. Si lavora a ritmo serrato per completare questa grande opera che il presidente Luca Zaia ha definito strategica. I lavori dovrebbero terminare entro il 2021. A quel punto la superstrada Pedemontana sarà interamente percorribile. Attualmente, lo ricordiamo, è aperto il tratto che vediamo evidenziato in rosso che collega Breganze a Malo. La Pedemontana, quando sarà completata, collegherà il Vicentino con il Trevigiano lungo la fascia Pedemontana del Veneto, partendo da Montecchio Maggiore con l'autostrada A4 e proseguendo poi fino a Treviso all'autostrada A27. Attraverserà 22 comuni del Vicentino e 14 del Trevigiano. Percorriamo la Complanare con direzione Marostica. Incontriamo nel nostro viaggio decine e decine di uomini e mezzi al lavoro sotto il sole di luglio. In alcuni tratti le opere sono ad uno stadio avanzato, la superstrada è già asfaltata, si attende la posa dello spartitraffico e delle barriere. In altri punti gli operai stanno ancora lavorando al fondo stradale. La Pedemontana, che avrà una lunghezza complessiva di 94 km, ha una piattaforma stradale costituita da 2 corsie per senso di marcia più quella di emergenza, suddivise dallo spartitraffico centrale. Siamo arrivati al casello di Marostica, lo vedete proprio qui alle mie spalle. Qui i lavori stanno andando avanti a ritmo serrato. Come potete vedere ci sono anche alcuni tratti che sono già asfaltati, operai, mezzi sono all'opera, sarà il prossimo casello ad essere aperto. A Marostica la superstrada per un tratto scompare perché corre sottoterra in galleria per circa 850 metri, quindi riaffiora rimanendo comunque in trincea.
Risaliamo in auto e proseguiamo lungo la Complanare, in termini tecnici la cosiddetta viabilità secondaria. Il traffico è sostenuto ma non ci sono rallentamenti particolari. I lavori verso il Bassanese? Beh, anche in questo tratto è evidente, proseguono a passo spedito. E nei telegiornali di questa sera, TG Bassano, avremo modo di proseguire anche con questo nostro reportage lungo il cantiere della Pedemontana, quindi vedremo i risvolti successivi a quanto abbiamo appena seguito. E intanto una notizia che è arrivata poco fa: è stato ritrovato proprio in mattinata Guerrino Brotto, il 78enne di Galliera Veneta, che era scomparso da casa ieri, giovedì 9 luglio. L'anziano sta bene, in questi minuti sta tornando dai familiari che hanno vissuto ore di grande preoccupazione, neanche a dirlo. L'annuncio tra l'altro è stato dato proprio sulla pagina Facebook del comune dell'Alta Padovana, che sin da subito, come state vedendo tra l'altro l'immagine sul vostro schermo, sin da subito aveva divulgato la foto di Guerrino per agevolare le ricerche che erano state attivate immediatamente dalle forze dell'ordine dopo la denuncia di scomparsa. Quindi insomma è una buona notizia, perché adesso l'anziano è stato ritrovato e soprattutto sta bene ed è ritornato dai suoi familiari. C'è una breve pausa, ci troviamo subito dopo. E ben ritrovati in diretta, andiamo subito a Padova, dove abbiamo in collegamento Skype la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Si diceva, abbiamo sentito il servizio nel corso del nostro notiziario in cui si parlava appunto di questo contagio, almeno un centinaio di persone contagiate nel corso di un matrimonio che si è svolto a Cittadella. La situazione a Padova però come sta andando per quanto riguarda le positività? Parliamo di persone isolate, di sicuro al momento c'è un contagio di un ospite al matrimonio, però sono 91, quasi un centinaio le persone in isolamento tra Padova, Treviso e altre regioni d'Italia, perché a questo matrimonio erano arrivate anche persone da altre regioni d'Italia. C'è da aggiornare anche il numero delle persone in isolamento nella provincia di Padova, che con il bollettino diffuso questa mattina dall'azienda Zero salgono a 95, quindi ci sono altre 20 persone in più rispetto al bollettino di ieri sera, altre 20 persone in più in isolamento e 2 nuovi contagi per quanto riguarda la provincia di Padova. E alla luce anche insomma di questi nuovi contagi, nelle scorse ore l'amministrazione comunale ha deciso di cancellare l'evento dei tradizionali fuochi d'artificio di Ferragosto, previsti come sempre in Prato della Valle, una grande manifestazione che richiamava migliaia di persone. E proprio alla luce di queste delle restrizioni dovute al Covid, l'assessore Bressa ha confermato che i fuochi d'artificio, lo spettacolo pirotecnico dell'isola Memia è stato cancellato, annunciando però che ci saranno comunque una serie di eventi, chiamati eventi diffusi in città, per non creare assembramenti ma per garantire pur sempre un momento di festa nella giornata di Ferragosto. Una decisione, quella del comune di Padova, insomma anche alquanto scontata, visto che proprio anche nelle scorse ore il comune di Venezia aveva deciso di cancellare una kermesse importante come sono quelle dei fuochi del Redentore. Quindi insomma ci si aspettava questa decisione da parte del comune di Padova di cancellare anche lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto in Prato della Valle. Vi spiego, Vanessa, perché sono anche in questa area verde di Padova, perché mi trovo nella zona del quartiere del Basso Isonzo, che è una zona molto verde della città di Padova, dove alle mie spalle c'è anche un giardino inclusivo, un parco inclusivo. Stanno nascendo proprio in questi giorni delle polemiche, perché a quanto pare sta per iniziare, è previsto insomma l'inizio di un cantiere che dovrebbe costruire un numero imponente di residenze in una di queste aree verdi che invece il quartiere e molti cittadini vorrebbero preservare. Quindi adesso andremo a sentire anche la voce di questi cittadini padovani, e nelle edizioni serali dei nostri telegiornali vi racconteremo anche insomma di quanto sta accadendo in questa zona verde della città di Padova. Ascolta Valentina, tu parlavi prima appunto dell'annullamento dei fuochi in Prato, e parliamo allora a questo punto anche della situazione della Movida, perché resta sempre questo grande punto interrogativo della paura, assembramenti soprattutto nelle ore serali in città, soprattutto nel centro della città.
Sì, è vero, perché soprattutto nel fine settimana i locali padovani del centro si popolano, proprio per questo motivo sono stati aumentati i plateatici, che qui a Padova sono un aspetto, una caratteristica dei locali del centro. Ebbene, nelle settimane scorse il Comune aveva garantito la possibilità, senza ulteriori costi, di ampliare o addirittura, per chi non aveva, di creare nuovi plateatici in modo tale da consentire agli avventori dei locali di consumare all'aperto i pasti, quindi di sedersi anche ai tavoli dei ristoranti all'aperto, proprio per evitare di stare al chiuso e quindi per distribuire al meglio la clientela. L'aumento dei plateatici, ma anche l'appello del sindaco Giordani, che è arrivato proprio in tarda serata ieri. Il sindaco ha invitato i padovani alla prudenza alla luce di questi nuovi contagi che ci sono stati nella provincia di Padova. Ieri c'è stato un incontro tra il sindaco Giordani e i direttori generali dell'USL 6 dell'azienda ospedaliera, e quindi il nuovo invito di Giordani di stare attenti, di essere prudenti e di continuare ad usare la mascherina, come diffuso nella campagna con i manifesti che continuano ad essere appesi in città, quindi all'uso della mascherina più possibile quando ci si trova in quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è garantito. Ma questi nuovi contagi stanno preoccupando, stanno spaventando i padovani? C'è ancora la paura dopo appunto questi nuovi contagi, nuovi positivi, insomma? Al momento si tratta di casi circoscritti e soprattutto l'USL fa subito il monitoraggio, insomma, dei contatti, e quindi si pone subito in isolamento. Ecco, è aumentato di molto il numero delle persone in isolamento. Questo è un dato, insomma, che ci fa capire, insomma, che bisogna stare un po' più attenti, ma tutto sommato i padovani non sembrano molto preoccupati e continuano a mantenere appunto le distanze quando si è in centro e c'è la folla, l'uso della mascherina. È che nelle ultime settimane Padova si era abituata a non registrare nuovi contagi, al massimo un contagio in 24 ore, siamo passati invece a ieri che nella provincia, per carità, ci sono il numero sono quasi 200.000, insomma, i padovani in città e molti di più nella provincia, quindi 6 per 6 casi non sono pochi, ma comunque sono molti di più rispetto a quelli che eravamo abituati a vedere nelle scorse settimane. Bene, allora io ringrazio la nostra Valentina Visentini, poi questa sera allora vedremo la situazione che succede, la protesta per la tutela di questa area verde, quindi vedremo nel telegiornale anche tutte le novità, compreso appunto il servizio relativo all'annullamento dei fuochi in Prato, quindi grazie alla nostra Valentina Visentini. Parliamo di scuole adesso, perché il candidato sindaco PD Pierpaolo Baretta a Venezia sta parlando e sta attaccando più che altro il sindaco Brugnaro in merito all'inizio del prossimo anno scolastico. Come si fa a sostenere che siccome ci sono le elezioni allora si tengono chiuse le scuole? Ce ne abbiamo di luoghi e di spazi sui quali aprire i seggi, dalle palestre alle caserme, insomma non è che è impossibile, forse potrebbe essere anche una strada in generale, perché francamente ogni volta che ci sono le elezioni interrompiamo le scuole. Beh, troviamo una soluzione alternativa, approfittiamo anche di questa situazione, votiamo in luoghi dedicati che non siano le scuole e lasciamo che le scuole funzionino e lavorino e siano aperte all'educazione anche quando c'è il voto. A margine di un sopralluogo alla Gazzera, il sottosegretario candidato sindaco a Venezia Pierpaolo Baretta non concorda col primo cittadino suo sfidante Luigi Brugnaro, che ha proposto di posticipare l'apertura delle scuole al 10 ottobre e torna poi ad affrontare le problematiche del territorio riscontrate nell'incontro con commercianti e residenti alla Gazzera. Ci sono problemi di affitti. Ci sono problemi ovviamente che in questo momento è più difficile tutto, però ho visto un gruppo di commercianti molto sensibili, perché è proprio un commercio di vicinato. Ci sono i negozi veri nella strada principale, non c'è diciamo a ridosso supermercati o centri commerciali, e quindi che è una strada importante è quella di dar vita e migliorare i negozi di vicinato. Lei ha incontrato anche i residenti delle case comunali di una determinata zona, cosa le hanno detto?
Ma ci sono due problemi, uno principale è che chi ci abita ha bisogno di forte manutenzione, sono abbandonate ed è abbastanza grave che ciò sia avvenuto, anzi da anni e da anni e da anni lì non c'è una vera e propria manutenzione, dalle caldaie al rischio che ci siano anche infiltrazioni, quindi un piano di manutenzione. Quindi l'intervento che va fatto è un intervento di riqualificazione. Il Comune deve dare l'esempio, io mi prendo questo impegno di intervenire sulla manutenzione delle case abitate e sulla risistemazione di quelle sfitte per poterli immettere nel mercato. Sono cose che si possono fare. Adesso andiamo nel bellunese perché l'amministrazione provinciale è al lavoro per adeguare le varie aule. Continuiamo a parlare di scuola appunto in vista dell'inizio del ormai prossimo anno scolastico. Gli spazi per la didattica nel prossimo anno scolastico non costituiranno un problema. La provincia interverrà negli istituti superiori di sua proprietà a seconda delle esigenze che saranno evidenziate dai presidi. A disposizione c'è un tesoretto di 500.000 euro, risorse che rientrano nei fondi del programma operativo nazionale del MIUR, dedicate appositamente a interventi di edilizia leggera. È l'indicazione emersa dal vertice tra l'amministrazione provinciale e i dirigenti scolastici del territorio, compresi i dirigenti degli istituti comprensivi e di Dolomiti Bus. Ci sono alcuni nodi critici legati alla struttura delle scuole che prevede degli interventi proprio per garantire spazi adeguati ai ragazzi e l'altro nodo importante è quello del trasporto scolastico. Indiscutibilmente sarà un anno impegnativo. Gli uffici della provincia stanno già lavorando da qualche settimana alla ricognizione degli edifici degli istituti superiori, mentre procede speditamente il piano edilizio varato sulle strutture prima della pandemia. Con la fine di agosto sarà eliminato l'amianto dall'istituto Reniere e verranno sostituiti i serramenti del liceo Galilei, dove proprio in queste settimane saranno ricavate 2 nuove aule dall'ex appartamento del custode. Rinviati invece al prossimo anno i lavori di adeguamento sismico al Brustolon per una durata di cantiere prevista attorno ai 2 anni. Altro capitolo è quello del trasporto scolastico, soprattutto per quanto riguarda gli istituti superiori del capoluogo, di Feltre, dell'Agordino e del Cadore. Ieri Dolomiti Bus ha dato la propria disponibilità ai presidi a ripartire a settembre con gli stessi quadri orari dello scorso anno. Prossimi step: entro fine mese un aggiornamento con il tavolo provinciale dei trasporti, mentre entro una decina di giorni la consigliera Bogana riunirà di nuovo i dirigenti scolastici per dare concretezza ai programmi. E adesso una notizia di cronaca che è arrivata poco fa in redazione perché i carabinieri di Sassari hanno sgominato una banda diretta allo spaccio di droga. L'ultima fase dell'operazione ha coinvolto 300 militari impegnati sin dall'alba a eseguire tra Sassari, Napoli, Vicenza, Aversa, Torino e Amsterdam l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Sassari su richiesta della Procura nei confronti di 39 indagati, 37 nigeriani, 2 italiani, responsabili a vario titolo di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Un'attività investigativa che ha documentato, pensate, un traffico di decine di chili di cocaina ed eroina che arrivavano nel centro storico di Sassari dalla Malesia, dall'Olanda, dal Veneto e dal Piemonte. Quindi un'operazione che sta portata avanti a Sassari ma che interessa da vicino anche la nostra regione e nello specifico la provincia di Vicenza. Cambiamo completamente argomento, parliamo adesso della 77esima mostra del cinema di Venezia perché si è saputo che la madrina di questa importantissima kermesse sarà l'attrice Anna Foglietta. Sul red carpet della mostra di Venezia è stata già protagonista in più occasioni, sempre con grande successo. Questa volta però l'attrice romana Anna Foglietta avrà un ruolo davvero d'eccezione. Sarà lei la madrina della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Posso confessarvi che non è la prima volta che le faccio questo invito, già lo scorso anno l'avevamo contattata, però lei stava girando un film a settembre, non poteva venire e quindi era una sorta di impegno precedente che quest'anno siamo riusciti a concretizzare. Già co-presentatrice del Festival di Sanremo nel 2019, Anna salirà sul palco della Sala Grande per la serata inaugurale del festival il 2 settembre e per condurre anche la serata finale del 12.
Ma le parole di Barbera sono già un'investitura ancora prima di iniziare. Intanto è una grandissima attrice, abbiamo anche visto qualche suo film alla Mostra del Cinema negli ultimi anni che testimoniano quanto sia una interprete intelligente ed estremamente personale e originale. È flessibile perché è capace di interpretare ruoli drammatici e ruoli comici in commedie leggere, eccetera. Poi perché è una persona estremamente intelligente e impegnata nel sociale, il che non guasta, è una dimostrazione della sua forte personalità individuale. Una designazione che parte da lontano. Già da un po', da un mese che lo sapevamo, però volevamo aspettare da fare l'annuncio in modo da essere certi che la mostra si sarebbe svolta e si sarebbe svolta con certe caratteristiche, per cui quando 2 giorni fa abbiamo potuto spiegare le modalità della prossima edizione, di conseguenza subito dopo abbiamo deciso di annunciare anche la madrina. E siamo allo sport calcio, sono stati sconfitti in trasferta i biancoscudati, così si chiude per il calcio Padova l'avventura dei playoff. Sono amareggiato perché credo che c'erano tutte le qualità e le possibilità per poterlo fare, l'avevamo dimostrato per 20 minuti, loro bisognava soltanto continuare. Deluso e amareggiato mister Mandorlini. Il tombale 2-0 contro la Juventus Under 23 interrompe la corsa promozione dei biancoscudati, un risultato che lascia l'amaro in bocca ottenuto dalla giovanile della Juventus in inferiorità numerica. Neanche io darmi una risposta, abbiamo preso in superiorità, abbiamo preso un gol brutto e da di lì forse abbiamo cominciato a perdere gli equilibri generali e quindi non abbiamo fatto bene. Peccato, credo che c'erano le possibilità, le qualità per fare meglio, però è andato così. Resta il rammarico per una partita iniziata bene per la compagine padovana, una partita che però dura solo 30 minuti. No, adesso proprio in questo momento non sia il caso, adesso è troppo dura digerire, perché credo che io ci credevo tanto e credo che anche la prima mezz'ora la squadra aveva dato dimostrazione veramente di poter battere la Juve, di poterla battere, sarebbe stata dura, ma poterla battere. E poi invece fatalità, come spesso succede in questo gioco, quando doveva essere la condizione migliore, in superiorità, riuscire a gestire, a preparare quello che doveva essere. Abbiamo fatto via tutto. E prima dei saluti e prima di darvi notizie dei nostri programmi, una notizia che è arrivata poco fa: causa maltempo il concerto 100 voci per Vo è stato posticipato domenica 12 luglio alle 21 in Piazza della Liberazione. Siamo sempre a Vo. Ricordate, il concerto era stato programmato per domani sera, per sabato 11 luglio, e comunque fanno sapere gli organizzatori che le prenotazioni già effettuate restano valide. Il concerto che era stato organizzato proprio per ringraziare medici e infermieri, tutte quelle persone che avevano lavorato nel periodo nero del contagio appunto Covid, che aveva interessato in primis il comune di Vo. Ricordo alle 15 il film Palm Beach, mentre alle 16:30 parte la pagina sportiva con Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce, poi l'appuntamento alle 18 come sempre dalla Basilica del Santo con la Santa Messa in diretta. Grazie per essere stati con noi, un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.